heart ain't stopping. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per parlarvi del sesto sneak peek che è uscito pochi minuti fa. Ragazzi, faccio questo video veramente di fretta perché dopo devo andare a studiare inglese. Allora, nel sesto sneak peek si è annunciato la torretta dello stregone livello 7, una vera e propria figata. Inoltre ha annunciato anche i depositi di oro ed elisir livello 12, perciò con Town livello 11 potremo contenere fino a 10 milioni. Bella merda. Perciò il cannone falcone ci costerà qualcosa del tipo 10 milioni, che bello! Inoltre ragazzi hanno ridisegnato il Town Hall livello 11 che precedentemente sembrava un padiglione di Expo Milano 2015. Ecco, ora è diventato leggermente più decente. A parte questo hanno annunciato persino il laboratorio livello 9. Perciò ci sarà un laboratorio più figo, questo qua colore bianco un po' strano. Perciò potremo, suppongo che ci sarà il golem livello 6. Non è naturalmente ufficiale la cosa, però cazzo, se ci metti un altro laboratorio penso che mi metterai golem 6, tipo le mongolfiere al 7, i sgheri al 7, veramente delle bombe assurde, o tipo i domatori livello 6, cazzo. Oltre a questo ragazzi hanno annunciato anche una modifica nella ricerca per coppe elevate. Praticamente tipo se siete in mappa, tipo ci sono le nuvole che stanno girovagando, che non esiste, vi avvertirà quando troverete un villaggio e vi avvertirà anche quando non troverete un villaggio. È questo che ho capito da video di Galadon. Perciò significa che se state facendo le ore piccole per fare sessione non vi addormenterete più durante la ricerca. Ok ragazzi, questo è veramente tutto per il video oggi. Sono veramente distrutto perché ora devo andare anche a studiare inglese. Insomma, come al solito, se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un like o un commento e noi ci vediamo al sneak peek di domani.